Cittadella accende il Natale e dà il via a una serie di eventi per animare il centro storico, ma anche i borghi durante il periodo più magico dell'anno. Innanzitutto abbiamo acceso l'albero con le palline e gli addobbi realizzati dai bambini delle scuole elementari e medie di Cittadella. È stata una bella festa. Abbiamo dato l'avvio, ecco, a quelle che sono le feste di Natale. Si troverà la pista di ghiaccio in piazza Piero Bon, il trenino e varie attrazioni e anche vari angoli carini di Cittadella dove potersi fare le foto e dove poter vivere insomma un po' l'atmosfera natalizia. Naturalmente Cittadella sarà tutta illuminata, non solo il centro storico ma anche i borghi. Un Natale da fiaba, insomma, in un contesto particolarmente suggestivo come quello cittadellese. Ogni angolo del centro storico sarà addobbato e illuminato e i più piccoli potranno incontrare anche Babbo Natale. Ma i numeri della pandemia impongono a tutti di alzare la guardia. Diversi sindaci del Veneto hanno scelto il Natale in sicurezza, imponendo l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto nei centri storici. Al momento il sindaco di Cittadella, Piero Bon, non ha firmato l'ordinanza e si appella al buon senso delle persone. Non esclude però di adottarla se i numeri dei contagi Covid dovessero ulteriormente peggiorare. È chiaro che è una scelta non semplice, potrebbe essere nel caso in cui i numeri continuassero ad aumentare e soprattutto l'ospedale fosse ancora più sotto pressione che venga fatta un'ordinanza anche di questo tipo.